Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica in diretta a partire dalle 19:30, siamo in replica alle 23 e soprattutto siamo in replica anche lunedì mattina a partire dalle 8:30 e da questa settimana potete seguire la puntata di Penalty anche in streaming attraverso il sito www.sestarete.org e vi ricordo pure che se volete rivedere tutte le puntate, compresa quella di questa domenica su Facebook, basta digitare e cercare la pagina appunto di Penalty. Per qualsiasi informazione abbiamo anche un'email, programmapenalty@tiscali.it e salutiamo naturalmente Giulia Bonaccorsi. Ciao Giulia. Grazie Ettore, buonasera a te e buonasera a tutti i telespettatori che ci seguono. Hai visto, mi sono ricordato tutto, questa settimana non ho sbagliato niente. Non sbaglierà niente, mi auguro, anche Ciccio Rametta, che tra poco insomma ci darà il quadro completo del campionato di promozione, play-out, play-off, squadre che hanno vinto, squadre che volevano vincere e che invece non ce l'hanno fatta. Sorprese anche, benissimo. E voglio subito salutare due nuovi ingressi per quanto riguarda la tribunetta dei nostri ospiti di questa settimana, ovvero due componenti del Tre Castagni, che ha vinto anche lui insomma un campionato importante come quello di prima categoria, capitano Cosimo Montalto. Ciao Cosimo. Buonasera a tutti. E anche Roberto Balsamo. Ciao Roberto. Buonasera. Allora, subito, perché come ha detto bene Carmelo ci sono parecchie sorprese nel campionato di promozione, così lo commenteremo anche con i nostri ospiti. Partiamo subito con il girone A del campionato di promozione, con i risultati e naturalmente la voce di Giulia Bonaccorsi. Montemaggiore, Cus Palermo 1-4. Cefalù Calcio, Castellammare 3-0. Paceco, Città di Carini 3-0. Dattilo, Favignana 1-1. Salemi, Ligni Trapani 3-0. Delfini Vergine Maria, Monreale 0-1. Strasatti, Real Calcio 3-6. Riposa, Fulgatore. Bene, in classifica chiaramente i giochi sono stati già definiti, il Paceco raggiunge il campionato di eccellenza, la guardiamo al completo in modo che così abbiamo anche un quadro in prospettiva play-out e play-off. Girone A del campionato di promozione. Paceco 58 punti, Cefalù 56, Dattilo, Salemi 51, Monreale 48, Ligni Trapani 46, Montemaggiore, Castellammare Calcio 94, 40 punti, Real Calcio 39, Favignana 38, Cus Palermo 33, Delfini Vergine Maria 31, Fulgatore 28, Città di Carini 14, chiude la classifica Strasatti con 9 punti. Carissimo Ciccio, il Paceco ce l'ha fatta, ha vinto questo campionato, però ci devi dare subito il quadro in prospettiva play-out e play-off. Sì, a te il commento. Grazie, allora in poche parole commentiamo quest'ultima giornata e i suoi verdetti. Avevamo pronosticato che magari settimana scorsa il Paceco volesse pregustarsi la vittoria in casa e così è stato, 3-0 contro il Città di Carini e promozione in eccellenza. La sorpresa arriva invece proprio in extremis dai playoff, dove entra in extremis il Monreale, vittorioso fuori casa, che approfitta e sorpassa il Ligni Trapani, squadra che da molto tempo occupava la quinta piazza e che invece oggi è caduta a Salemi e non è riuscita ad andare ai playoff. Gli accoppiamenti saranno quindi Cefalù Monreale e Dattilo Salemi. In coda si è salvato il Cus Palermo andando a vincere molto bene 4-1 fuori casa e quindi il match play-out sarà quello tra Delfini Vergine Maria e Fulgatore. Erano già retrocesse Città di Carini e Strasatti. Allora, lasciamo un attimo la tabellina per quanto riguarda i play-off, perché volevo sentire Cosimo che ne pensava su Cefalù Monreale e Dattilo Salemi, perché sono 4 squadre di 4 centri importanti, forse un po' meno Dattilo, ma Cefalù, Monreale e Salemi sicuramente sono 3 importanti centri, insomma aspirare ad andare in eccellenza diventa importante. Beh, posso dire che non li conosco bene entrambe le 4 squadre che sono interessate. Forse per nome il Cefalù? Per nome sì, però secondo me sono sempre avvantaggiati le squadre che sono in casa.
Indubbiamente, beh, anche per questo uno cerca poi di trovare una buona posizione nella regular season, come si suol dire. Bene, allora a questo punto passiamo al girone B, sempre del campionato di promozione, 15ª giornata, sorpresona in questo girone. Sentiamo e vediamo i risultati. Ghibellina, Castelbuono 1975, 0-6. Randazzo, Città di Milazzo, 2-5. Fiume Freddese, Mamertina, 1-2. Castelbuonese, Pistunina, 5-0. Torregrotta, Riviera Messina Nord, 0-0. Atletico Villafranca, Sinagra, 1-2. Sant'Agiolese, Sporting Taormina, 1-1. Riposa Randazzo. Ecco, proprio sul risultato Sant'Angiolese Sporting Taormina possiamo classificare la sorpresa di questo girone B del campionato di promozione, perché proprio con questo pareggio esterno il Taormina, lo Sporting Taormina, perde la possibilità di vincere questo girone, viene raggiunto dalla Castelbuonese e ci sarà uno spareggio. Guardiamo la classifica e poi sentiamo i commenti. Sporting Taormina 67 punti, Castelbuonese 67, Città di Milazzo 63, Sant'Agiolese 54, Pistunina 46, Mamertina 43, Castelbuono 40, Randazzo 36 punti, Sinagra 35, Ciappazzi Torregrotta 32, Fiume Freddese 29, Riviera Messina Nord 17, Ghibellina 13, chiude la classifica Atletico Villafranca con 7 punti. Succede quello che non ti aspetti, no? Un pareggio esterno che praticamente ha fatto sì che questo Sporting Taormina perdesse la possibilità di vincere questo girone che ha condotto quasi per l'intera stagione al primo posto. Sì, il verdetto sulla prima in classifica era l'ultimo e l'unico che oggi ci aspettavamo da questo girone e invece viene ancora rimandato. Difatti, partendo dal basso, conoscevamo già i nomi delle 3 squadre retrocesse, già la settimana scorsa con l'ultima defezione che era quella del Riviera Messina Nord. Conoscevamo già anche la semifinale playoff tra Città di Milazzo e Sant'Angiolese, e questa Sant'Angiolese, a differenza di tante squadre anche di Serie A, ha onorato il campionato fino alla fine, andando a strappare i 2 punti che avrebbero dato la promozione allo Sporting Taormina. Quindi 1-1, invece la Castelbuonese ha vendemmiato in casa per 5-0, e quindi ci sarà questo interessantissimo spareggio tra le 2 capoliste, con la Castelbuonese che, per quanto che ci arriva forse più lanciata magari sì, dopo sì. Dopo questa giornata. E vedremo come andrà a finire. Credo proprio che sarà anche forse settimana prossima, perché devono farlo prima dei playoff, Sì, suppongo. indubbiamente, Quindi, certo, chiaro. no, suppongo, sicuro. Sicuramente, e quindi sarà molto difficile. Voglio fare un giro con i nostri ospiti. Allora Roberto, chi vincerà? Perché insomma lo Sporting Taormina per buona parte del campionato è stato in vetta, però la Castelbuonese era lì, no? Insomma non mollava, è proprio sul filo di lana è riuscita ad agganciare. Chi vedi favorita? Allora, si sapeva che la Sant'Angiolese non avrebbe regalato nulla, Certo. in quanto praticamente poteva distanziare appunto il terzo posto con i 10 punti. Quindi si è giocato la partita, ha portato al pareggio il Taormina. era fondamentale fare quel non punto, perdere, non perdere. Quindi praticamente ha portato il Taormina allo spareggio. E Comunque auguro al Taormina di vincere, perché ho anche amici lì e quindi insomma se lo meritano. Se lo merito. Volevo parlare con Rosario Laudari, vicepresidente della città di Valverde. Taormina che però è anche vero che insieme all'altro Taormina in eccellenza ha un giro di sponsor che evidentemente li accompagna abbastanza facilmente. Tante squadre, anche tutte squadre importanti. Sì, diciamo che sotto questo aspetto è invidiata da tante società. Sullo spareggio che ci sarà credo che la favorita sia la Castelbuonese, in quanto a fine campionato sta arrivando più in forma, più lanciata e ha un progetto societario. Ricordiamoci che 2 anni fa militava in prima categoria, ha vinto il campionato, adesso è in promozione, si sapeva già da tempo che ha un progetto Importante. per andare avanti. Presidente, ma lì a Valverde voi siete da soli, non ci sono altre squadre che mirano magari possibilmente a partecipare ai campionati dilettantistici, quindi essendo da soli forse l'amministrazione vi può aiutare, vi può aiutare tra parentesi. Quel fosse pure, tra virgolette. In questo
c'è sempre qualcuno che si lamenta anche su questa bella vittoria. Si era parlato all'inizio dell'anno, io avevo promesso di fare quantomeno 2 promozioni in 3 anni con un progetto nostro, perché con me c'è Rosario Laudani, Franceschini Sergio e Spambinato Francesco, 43 anni, che oggi ha giocato portiere e secondo me è stato forse uno dei migliori in campo. A 43 anni. Meglio di così non poteva Ecco, andare. dobbiamo un pochettino trovare qualche accordo con il comune di Valverde, cercare qualche aiuto. Sistemazione anche del campo probabilmente. Questo è la base principale della sistemazione del campo. Soprattutto. E gli Posso spogliatoi, dire- i giocatori ne sanno qualcosa, Esatto. e mi sembra un po' Vorrei angusti. dire soltanto una Sì. cosa sulla Castellana. Io vorrei che farebbe salto di categoria il Taormina, Il Taormina. perché noi siamo andati a giocare a Castelbuono l'anno scorso, ci siamo trovati malissimo, Ai, siamo stati che denuncia, sequestrati, Presidente. sì, infatti è vero, siamo stati sequestrati negli spogliatoi per la Coppa, anche se non si sono qualificati loro. E non va bene allo sport, poi No, se ci ci sono hanno queste- trattati male come Catania, bruciando le bandiere del Catania, cioè siamo visti veramente brutta. Quello una che serata- deve essere il calcio. una serata Questo l'anno bruttissima. scorso, Sì, mi auguro sì. che non sia successo. Sono 2 squadre a Castelbuono. No, la Castelbonese, parliamo parliamo di di Castelbuono. Volevo trovare un alibi, ma... Castelbonese, una denuncia che ci tenevo a farla questa, ecco. Va bene, eventualmente quelli della Castelbonese, se vogliono, possono anche rispondere. Cosimo, secondo te chi vince fra Castelbonese e Sporting Taormina? Guarda, a malincuore Microfono. a malincuore dico che la squadra avversaria secondo me ha un punto in più. Perché, Castelbonese? Sì, perché non ha nulla da perdere. Ormai il campionato secondo me il Taormina lo doveva vincere molto tempo fa. Arriva affaticato, a questi play, mentalmente, Quindi playoff. secondo me sono più avvantaggiati loro. Benissimo. Marzio? Mi accodo. Sì, in genere chi è stato davanti e poi viene raggiunto anche dal Punto di vista psicologico psicologico soffre tantissimo. potrebbe Però voglio sentire pagare insomma, chi meglio di lui può Spadiamo dare questa cosa. un verdetto, un pronostico tecnico. Castelbonese e Sporting Taormina, chi vedi favorito? Ma lì forse contano anche i particolari, il campo dove si giocherà, il tipo di campo dove si allenano le squadre. È vero che magari da un punto di vista psicologico ci arrivano più forti per la Castelbuonese, però sono anche partite da dentro fuori. Se il Taormina è stato in testa avrà dei valori, Certo, per cui certo. sicuramente può gestire anche partite da dentro fuori. Anche se però non dimentichiamoci che poi dopo la perdente deve fare una finale playoff con quella che secondo me è una delle squadre più forti, il Città di Milazzo, quindi anche in questo caso sarà un ternallotto per tutti, no? Bene, proseguiamo, adesso parliamo del girone C del campionato di promozione, anche in questo caso il verdetto finalmente è arrivato, il Giar raggiunge il campionato di eccellenza, quindi un applauso a tutto lo staff tecnico guidato da Maurizio Romeo, naturalmente anche con il presidente, il direttore sportivo Scuderi. Guardiamo i risultati e poi li commentiamo, perché anche su questo girone insomma la Lega ha messo involontariamente o volontariamente, questo lo scopriremo solamente vivendo, lo zampino. Guardiamo i risultati del girone C del campionato di promozione. Real Avola, Rarinantes 2-2. Comprensorio Normanno, Atletico Pedara 3-0. Real Aci, Giarre 0-2. Sport Club Palazzolo, Pachino 3-3. Agira Nissoria, Sicula Leonzio 0-3. Aci San Filippo, Sporting Battiati 1-0. Sporting Priolo, Troina 1-1. Riposa Atletico Catania. E allora, dunque, classifica finale, un terzetto che sino all'ultimo insomma, ha acceso gli animi perché c'era molto entusiasmo in tutte le 3 società. Alla fine la squadra di Maurizio Romeo è riuscita a vincerlo, credo che comunque poi sostanzialmente anche in maniera meritata. Il commento lo voglio fare insieme a Ciccio e voglio anche sapere un po' anche la griglia per quanto riguarda i play-out di questo ingarbugliato girone C del campionato di promozione.
Sì, un ingarbugliato girone C che finalmente riusciamo a commentare in maniera definitiva, senza asterischi e robe varie. Allora, ho seguito con molta attenzione la settimana del Giarre. Nel frattempo facciamo Sì, vedere appunto allora il- faccio prima un accenno ai verdetti, quindi il Giarre con questa vittoria esterna per 2-0, marcatori Aleo e Patanè, si laurea appunto promossa in eccellenza. Il Comprensorio Normanno e la Sicula Leonzio, entrambe vittoriose in casa e entrambe vittoriose per 3-0, si affronteranno in questa bellissima sfida, Certo. per quanto e tra l'altro anche con un po' di astio tra le due che respiriamo da settimane, quindi si preannuncia una partita molto calda. Mentre per quanto riguarda i play-out, oggi Rarinantes e Troina hanno fatto quel punto che serviva per non essere agganciati o superati dal Real Avola, che a sua volta non è riuscito ad andare al di là del pareggio e quindi saluta il campionato di promozione, retrocede. E si sfideranno appunto Rarinantes e Troina con i siracusani che giocheranno in casa. Bene, Ti voglio ricordare che il Giarre continua il suo cammino anche in Coppa e per quanto riguarda la partita di andata della semifinale ha pareggiato 1-1 col Jobbing Santa Croce. Per cui insomma è in corsa anche Sì. eventualmente per la vittoria di Coppa. Cortesemente dalla regia se possiamo far vedere la classifica di questo girone C, perché non tanto sulle tre squadre che hanno un po' in un certo senso dominato questo girone. Io volevo sentire il presidente Sapuppo sulle squadre che sembravano di aspirare anche loro ad un'eventuale promozione. Su tutti lo Sporting Battiati, no? Perché c'è stato un certo periodo che lo Sporting Battiati insomma era lì, poi alla fine ha mollato. Io volevo aprire una piccola pagina perché ho ricevuto gli auguri del presidente Di Martino domenica scorsa. Bene, bene. E io li faccio in diretta per la promozione che il Bene. Giarre sia, Speriamo di averlo ospite prossimamente ecco, anche qui a sia Penalty. una partenza perché merita altri palcoscenici. Anche perché lo scorso anno è sfuggita quasi. Sì, ma il in Giarre non deve maniera- stare in eccellenza, deve andare un po' di più. Tra l'altro, Presidente, scusi la interrompo, poco fa quando accennavo al fatto che ho seguito la settimana del Giarre, credo che il Presidente oggi esulti doppiamente, perché qualche problemino con la tifoseria in settimana C'è stato. sì, sì. Oh, e quindi allora questa vittoria finale ha fatto sì insomma di appianare un po' tutti i problemi allora. Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe, Se non si appianano i problemi con le vittorie, Certo, non so esatto, come si devono certo. appianare. Allora, Battiati che dicevo... Aveva iniziato benissimo aveva iniziato quest'anno, bene, però poi dopo poco- che cosa è successo secondo Ma lei? secondo me non sono preparati, non sono pronti Non a erano fare, pronti. no, non sono aspirati a fare il salto di categorie in eccellenza, secondo me. Anche perché Sono- l'eccellenza è pesante. Esatto, È sono pesante. delle grosse E città. poi detto, come- questo discorso lo possiamo fare anche ad altre squadre che erano lanciatissime, Certo. Priolo, Atletico Catania, e poi sono crollate proprio. Sono Sì, ma sono crollate. le grosse piazze. Ma si crolla perché probabilmente Palazzolo. non c'è un assetto chiaro e definito. O sbaglio, No, Presidente? no, è così, così. Non ci sono dei programmi seri. Non ci sono dei programmi seri. Si va giorno dopo giorno. Senti Cosimo, invece su questa debacle dell'Avola, no? Insomma una società importante del Siracusano che quest'anno è crollata, l'anno scorso ha salvato la categoria proprio all'ultimo, quest'anno invece è stata una sofferenza continua e poi alla fine non ce l'ha fatta. Pensavo, vedendo la classifica, la retrocessione, pensavo appunto questo, perché 4 anni fa io ero a Vittoria, loro puntavano, hanno vinto la Coppa Italia e erano nei playoff per andare in regionale. Incredibile cioè, in 4 come anni nel questa giro di squadra è pochi scomparsa. anni È un peccato perché è una scompare. bella piazza. È Però vero. purtroppo ad oggi, secondo me, i progetti non si devono fare alla giornata, anche perché c'è gente che... Parli già da direttore sportivo, tu No, più che da non parlo di calciatore. questo, no, non parlo di questo, io parlo perché ormai è da tanto tempo che sono Certo. giro in queste categorie, quindi ormai Conosci. ho visti di tutti i colori. Certo. Lo sai, l'Avola ha avuto un problema, che ha iniziato il campionato quando noi abbiamo iniziato la trasmissione. Purtroppo noi ce lo possiamo permettere, loro no. Bella battuta, bravo Ciccio. L'ultima con anche Roberto, Rarinantes Troina, due squadre che sono toste, no? Chi vedi avvantaggiato per la vittoria e quindi per la salvezza? Vedo favorita la Rainandes in quanto ha sia appunto il fattore campo. Giochi in casa, giochi sì. in casa, ha vittoria e pareggio, quindi Il non Tro- vedo il Troina così... Fase calante, no? L'anno scorso aveva fatto un campionato più che soddisfacente, quest'anno purtroppo Devono andare a vincere fuori casa, mi sembra. è un po' difficile.
però l'augurio a Pagano glielo facciamo, no? Insomma, grande giocatore, ex Atletico Catania, così come anche tu e Cosimo. Allora, parliamo adesso del girone D e chiudiamo la parentesi dedicata al campionato di promozione. In questo caso ormai da parecchie settimane il Ribera insomma, è stato promosso, tutte le altre hanno cercato di agguantare i play-out e i play-off, e per cui adesso sapremo con il tabellino che Giulia ci legge come è finita. A te. Accademia Empedoclina, Aquila San Michelese 4-0. Sporting Club Racalmuto, Atletico Gela 0-0. USA Sport Canicattì 0-0. Jobbing Santa Croce, Comiso 2-1. Mussomeli, Ribera 1954 5-1. Aragona, Libertas 2010 0-0. Riposa, Sciacca e Real Biscari. Lo Scicli è stato escluso dopo la quarta rinuncia, a dimostrazione insomma, che la provincia ragusana quest'anno ha sofferto tantissimo tra l'eccellenza e soprattutto nell'interregionale, ma anche in promozione questa scomparsa dello Scicli ha destato parecchie sorprese. Classifica che ha visto il Ribera, come abbiamo detto, da parecchie settimane già in eccellenza. Guardiamo la schermata della classifica, però sentiamo soprattutto anche il commento di Ciccio Lametta. Sì, non ci aspettavamo alcun verdetto da quest'ultima giornata del girone D, eppure secondo me qualche spunto interessante l'ha fornito. Innanzitutto quasi tutte le partite anche quest'oggi sono state molto equilibrate, quindi chi si aspettava le classiche valanghe di gol dell'ultima giornata non ci sono state, addirittura 3 pareggi per 0-0. La capolista ormai da qualche settimana giocava in infradito, quindi sì. Oggi è andata a perdere 5-1 sul campo del Mussomeli, che arriva non disputerà i playoff interni al girone in quanto con distanza siderale si è classificata seconda, quindi andrà direttamente alle semifinali con quelle dell'altro girone. Sì. Eppure ci arriva lanciatissima, un 5-1 alla capolista fa sempre curriculum, se possiamo dire così. Certo. Ti vorrei sottolineare che questo girone fornisce 3 semifinaliste di Coppa. Quindi diciamo, tra cui il Jobbing Santa Croce è comunque una squadra di medio-bassa classifica, certo. Quindi è un girone sicuramente... E poi soprattutto non ci sono scontri ma retrocessioni già dirette. Sì, retrocessioni dirette, nessun playoff, un girone strano. Molto strano, molto strano. Mister La Rosa, girone stravinto già abbondantemente da questo Ribera che l'anno scorso faceva l'interregionale, quest'anno si è trovato a giocarsi la vittoria finale in un campionato probabilmente che gli appartiene poco, quello di promozione. Sì, di questo girone, a parte la vittoria di Ribera, è curiosa appunto la storia del Santa Croce che si è salvato con pochi punti, adesso ha grandi possibilità di andare in finale di Coppa, visto che il Giarre andrà a giocare certo. Il ritorno con i festeggiamenti senza infradito però, perché non mi sembra il caso. Ma dispiace anche comunque una squadra che vince un campionato poi va a perdere una partita 5-1 fuori casa, non sono cose che comunque certo. Immagino facciano piacere. Però un Ribera che il prossimo anno credo che in eccellenza dirà la sua. Ma insomma è anche una piazza, queste piazze sono sempre complicate, hanno seguito, hanno tifo, lì ancora ci si sente molto la squadra del paese e questo aiuta a costruire anche vittorie sicuramente. Benissimo, vediamo e soprattutto speriamo che le società si organizzino in maniera organica, con uno staff tecnico importante e soprattutto con un gruppo di giocatori che facciano solo i dilettanti. Dico bene Presidente, perché in queste categorie bisogna fare i dilettanti, si lavora e la sera poi si gioca, anziché promettere milioni e milioni di euro e in queste categorie non ci sono, no? Questa cultura sta finendo. Finalmente, finiamola, perché non era il caso che solo in Sicilia succedeva una cosa di questa. Sport puro, diciamo che ci sta il contributo. Chiamiamolo rimborso spese, sta la pizza per i ragazzi. E c'è una chicca su questo girone, se mi posso. Sì, prego. L'Aquila San Michelese, che l'anno scorso ha ammazzato un campionato di prima categoria perché aveva l'aiuto comunale, l'amministrazione e tutto il resto, struttura importantissima. Quest'anno vediamo che con l'abbandono degli sponsor e con l'abbandono dell'amministrazione si ritrova a riscendere nuovamente di categoria. A dimostrazione che se non c'è un progetto importante e aiuti dall'amministrazione comunale, i paesi di calcio
È vero, è vero. Cosimo, ma il Trecastagno, così adesso poi insomma, approfondiremo meglio il discorso, il prossimo anno farà il campionato di promozione con un budget credo diverso, tu sei soltanto un giocatore, però indubbiamente un po' portavoce anche in un certo senso di questo progetto a Trecastagni. Ma il budget si stabilisce sempre all'inizio anno, cioè in base alla società, agli sponsor che riescono a dare un aiuto. Perché Trecastagni ce ne sono? Come dicono i dirigenti, a Trecastagni ci sono, ma i problemi purtroppo sono ovunque. E quindi è difficile anche un minimo contributo ad investirlo nelle società di calcio. È vero, è vero, è vero. Bene, allora ci fermiamo perché tra poco parliamo anche del campionato di prima categoria. Salutiamo naturalmente Ciccio Lametta, Oggi lo vedremo la prossima settimana. mi devi consentire un saluto speciale Sentiamo, ad un mio amico e omonimo Ciccio che ci segue dalla prima puntata. Benissimo. E avevo promesso un saluto. Seguiva la puntata di Penalty attraverso la pagina Facebook di Penalty, Da oggi ma in adesso streaming. la può seguire anche in streaming www.sestarete.org, cliccate sulla voce in diretta e lì appariamo noi, come del resto anche tutta la programmazione di Sesta Rete. Bene, allora con te l'appuntamento la prossima settimana. Ci fermiamo, abbiamo un altro break pubblicitario e tra poco parleremo di prima categoria. Anche in questa categoria sono stati già definiti play-out, play-off e squadre vincenti. Restate con noi, ci vediamo fra qualche minuto.